Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi farò una breve pillola sul fatto di alcuni guru che vi spiegano come intrappolare alcune persone sui social, al telefono, in giro, a destra e a sinistra. Sentite cari amici, parliamoci chiaro, la cosa più importante nella vita è cercare l'anima gemella, punto. Adesso vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano, di cliccare sulla campanella per essere sempre aggiornati sulle prossime pillole e di venirci a trovare nei nostri gruppi gloriosi Facebook, e lo dico a tutti ormai, i nostri migliori iscrizioni, i nostri migliori amicizie ce li abbiamo noi nei nostri gruppi di Facebook di Ildegara Marietto Veneziano, e poi anche in Telegram non scherziamo, perché alle 20:30 Ildegara Marietto Veneziano qua di Vatti da Midas tengono un percorso esoterico gratuito al lunedì sera e si chiama Magici Arcieri Bertoldini. Quindi mi raccomando, siamo già più di 170 ed è aperto tutto, è tutto gratis, potete venire tranquillamente, perché in futuro poi il Degare Marietto Veneziano hanno un progetto di attivare un percorso chiaramente con abbonamenti, dove ci saranno delle attività molto più profonde, molto più importanti e di protezione per i propri iscritti a questo. Sarà un prezzo veramente modico, abbordabile per tutti, ma che daremo qualcosa di molto più importante. Bene cari amici, detto questo, parliamo un po' di questi santoni che si vedono sul tubo o in giro a destra e a sinistra, che dicono cosa fare su WhatsApp, sui social, su Facebook, su Twitter, su di qua, su di là, a destra e a sinistra. Cari amici, la cosa più importante è che cliccate cercando la vostra anima gemella. Voi la mattina, quando fate le vostre meditazioni alla stella di Davide, dell'uvetto colorato e del cerchio di fuoco, dovete sempre attivare magari un circuito che vi aiuti a cercare, come si dice, a guidarvi nella ricerca dell'anima gemella. Tutto il resto è una perdita di tempo e di soldi e vi porta solamente a avere situazioni veramente degradanti. Alla fine non ho mai visto una persona che non cercasse l'anima gemella, che era felice. Cioè tutti quelli che hanno imposto la loro vita nella ricerca dell'anima gemella con tutti i mezzi a loro disposizione sono sempre state persone vincenti. Tutte le persone invece che sono sempre corse dietro al vento, chi semina vento raccoglie tempesta. Quindi sapete già cosa vi aspetta se cominciate a innamorarvi di qualche buon tempone che magari spara sul gruppo e spara 10 ti amo a 20 persone, no? Tanto per pescare qualcosa, e poi quando trova la propria vittima sacrificale la impacchetta su. Quindi cari amici e cari amiche, soprattutto non date mai foto provocanti, video chissà che cosa, perché non si sa mai dall'altra parte che cosa c'è, che poi anche la polizia postale è sempre lì che deve correre dietro a questi volponi. Quindi lasciate stare queste cosine qua, cercate di mettere nel vostro circuito di un amore universale il testimone di ricercare l'anima gemella. Senza anima gemella è tutta aria fritta, quindi è vento che si butta e si raccoglierà tempesta. Bene, detto questa piccola pillola di incoraggiamento invece a quelle persone che realmente ogni giorno si alzano col pensiero dell'anima gemella, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano, di venirci a trovare sui nostri gruppi Facebook e anche Telegram, dove alle 20:30, ve lo ripeto, il vostro Marietto Veneziano con Hildegard coadiuvati da Midas tengono un percorso gratuito ogni lunedì di esoterismo. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!